Ed eccoci a domenica mattina, domenica 28. Pipì! Ciao, bellissimo. Questo non si è scomposto da qua, io ho pulito, ho passato l'aspirapolvere, lui è rimasto là. Lui da là ha detto non si toglie, non è neanche andato nell'altra stanza che l'ho aperta e c'è il sole, non è neanche andato di là. Pippo, ma ti sei accorto che è aperto di là? Ti fai un po' due unghie su tiragraffi? No, no, perché il posto se no glielo frega Peppe. Allora, oggi è una bella giornata, bellissima giornata, stupenda, freschina però, C'è gli uccellini che vengono a mangiare. È decisamente fresca. Però d'altronde siamo in inverno, se non fa freddo adesso, quando deve farlo? In giugno, chiaramente. Maggio-giugno di solito. No, vabbè, comunque è una bella giornata anche oggi. Che bella la tendina così, con i pallini. Così. Vabbè, Pepe, cosa dici? Io devo fare colazione, mi sono appena pesata. E rullo di tamburi, non sono andata sotto i 60. Però la scorsa domenica ero 60 e 60, questa domenica 60 e 40. No, vabbè, ma finché rimango lì sono sicura che sto andando bene, sto facendo giusto, finché non riaumento. No, vabbè, no, quest'ultima settimana non ho mangiato benissimo perché dovevo andare a fare spesa, ma non avevo voglia di andare a fare spesa e quindi ci siamo stati ieri. E quindi ho mangiato quello che c'era, però cercando di limitarmi molto, vabbè, comunque di limitarmi molto. Adesso vi faccio vedere com'è il frigo, sistemato, tutto pieno, che tanto alcune cose dovranno andare in congelatore, quindi si svuoterà praticamente, non dico subito, ma quasi. E beh, oggi metto in congelatore diverse robe. Vi faccio vedere. Cioè, da vuoto che era, questo è il frigo. E questi? Questi li avevo presi ieri, vi ho detto. Mia mamma me li ha ridati perché sennò se li sarebbe mangiati tutti e allora li ho riportati giù, ma Franz ieri sera non ha mangiato, perché ha mangiato anche troppo. Ieri sera avevo fatto l'insalata, quindi no, il cuore di iceberg, più, sapete quelle patate del Lidl, queste qua, che a me piacciono un mondo, anche a Franz, ma sono grassissime. Poi sono patate. Queste qua, insalata di patate con erba cipollina, creme fraiche, buonissima. E quella più... Cos'è che abbiamo mangiato insieme? Aspetta che non mi ricordo. Dubbio. Insieme abbiamo mangiato il pesce. Esatto. Quindi, ecco, non abbiamo mangiato male alla fine, Io forse ho mangiato un po' troppe patate, cioè sicuramente per le mie dosi, le mie porzioni, insomma, ho mangiato un po' troppe patate, però comunque ci ho mangiato l'insalata insieme, la parte della verdura c'era, era bella abbondante. Boh, dai. Devo stare attenta molto alle dosi, perché io tendo ad esagerare soprattutto con quello che mi piace tanto. E quindi devo stare attenta a quello. Allora? Tu guardi gli uccellini, vero? Oh sì, tu guardi gli uccellini. Guarda, guarda. Era lì, era lì. Dobbiamo dare la pappa agli uccellini di là. Ho visto delle casette bellissime. Beh, non so se avete mai visto, ci sono anche quelle con la telecamera. Quelle sono bellissime. Quelle mi ispirano un casino. Dai, sull'albero, sì. Sì, sì, sì. Quell'albero questa primavera lo poteremo, molto probabilmente, il noce qua davanti, perché ha tanti rami inutili. L'avevamo già potato e che bello, c'era il paesaggio vuoto. E voglio tornare ad avere quella sensazione. Chiaramente dobbiamo chiedere alla proprietaria, però secondo me sarà da fare, perché poi quando è una certa mi toglie sole sul poggiolo, perché adesso i rami sono diventati alti di nuovo e togliendo sole mi dà fastidio perché io amo il sole, odio non avere il sole qua e quindi penso farò tagliare, potare insomma tutti quei rami là e ce ne sono tanti, cioè è tutto un groviglio praticamente. Vabbè, comunque
adesso penso a fare colazione, visto che mi sono pesata e ho fatto tutto. E niente, questa domenica abbia inizio, domenica di relax. Totalmente relax. Non credo andremo da nessuna parte, ma mai dire mai. Comunque da notare anche la dispensa. C'è qualcosina in più. Decisamente. Questi qua ho guardato sia ceci che fagioli, ho guardato comunque tutte le tabelle nutrizionali, alla fine quelle migliori erano di questi qui. Io ad esempio di fagioli prendevo un altro tipo in vasetto di vetro, e però alla fine no, erano peggio di questi. Toste banane mi sa che andranno prese. Ascoltate, ma perché ho lasciato questo? Io alle volte faccio delle cose che non capisco. Banane, queste sono le Chiquita, perché lì vendono le Chiquita, forse ne vendono anche di un altro tipo, vabbè, e 2,39 € al chilo, casino. Ho guardato il pollo costa un patrimonio, cioè si arriva a 17 € e passa al chilo. Cioè io ho detto a Franz, c'era una confezione di pollo, o meglio, c'era una confezione di petti di pollo, no petti di pollo, fettine sottilissime di pollo, cioè sottili saranno state 5 mm, ok? Forse anche meno perché erano proprio sottili. E io ho detto a Franz, questa è una confezione da 200 grammi. Io come porzione nella dieta ho 250 grammi di pollo o di carne comunque fresca o di pesce. Cioè, io dovrei comprarmi una confezione del genere, mangiare tutto questo pollo, più dell'altro perché mancavano 50 grammi, e spendere, quella confezione costava tantissimo, non so se sui 6 euro. Adesso non mi ricordo qual era quel pollo, perché costava un casino. Beh, fate voi i conti comunque e spendere tutti sti soldi per non avere neanche un pasto completo. Cioè un pasto completo, la fonte di proteine completa. Cioè sono rimasta veramente, qua costa tantissimo la spesa. Io lo dirò sempre in questi video, seguo delle persone insieme a mia mamma che fanno video però dal sud Italia e lì costa tutto meno, ma è un dato di fatto che costi meno la vita. Cioè, però, boh, c'è una differenza abissale da qui al sud e lì costa veramente meno la vita. Poi comunque ci sono i poveri anche al sud, come ci sono qua, ci sono al sud. Però ogni volta va al mercato, 20 euro, prende di tutto. Ma io rimango sconvolta. Comunque vado a far colazione. Ciao. Il fuoco ha preso, ma c'è il registro aperto, per quello va così veloce. E la mia colazione è questa, quindi una bella tazzona di caffè latte. La pellicina, no! Vabbè, una bella tazzona di caffè latte, un panino e confettura di fragole. Io prendo queste qui piccoline, perché altrimenti mi fa sempre la muffa in frigo, perché me la dimentico lì e... Adesso ho preso l'abitudine di comprare queste e così non spreco cibo. Mangio una di queste con il pane, sono a posto. In realtà per la mia alimentazione dieta, però dico alimentazione perché comunque dieta, sì, sono a dieta effettivamente, perché devo evitare certe cose, devo limitarne altre, però mi piace più chiamarla alimentazione, boh, non lo so. Comunque sarebbe previsto anche un panino così, con la confettura di qualcosa più il burro. Però io non ho mai mangiato il burro sul pane, non so neanche se mi piaccia. E non voglio fare esperimenti, quindi il burro lo evito, però sarebbe indicato, ecco, nella mia dieta. Ci potrebbe stare anche quello come colazione. Comunque, ieri pomeriggio, Madonna, ho il dito sporco, ma non è possibile. Mi sono sporcata anche il braccio di nuovo, mi sono fatta la doccia ieri sera. Io ogni volta che faccio fuoco sono un disastro. Mi sono sporcata il dito. E vabbè, andrò a lavarmi. Ieri dal caldo che c'era, era andata via in maglia. Avevo una dolce vita sotto e una maglia. Basta.
Cioè, ieri c'era caldo, ma è un caldo troppo. E poi la mattina congeli, perché c'è veramente freddo, è inverno. Però sembra quasi il clima di marzo, per fine febbraio, marzo. Boh, sembra un mese in avanti. Cioè l'inverno vero, sì, c'è stato un po', ma a noi se non nevica va bene, deve nevicare in alto. Se non nevica in paese, lo sapete benissimo. Ah, va bene, anzi è ottimo. Se nevica in alto, boh, ben venga la neve, serve. Ma in basso, meglio di no. Faccio colazione là, se no qua devo pucciare nel caffè latte. Più che caffè latte, latte e caffè. Comunque. Ciao. 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 E pranzo pronto, un piatto 1, un piatto 2 e quello che avanza. Tutto cotto là dentro. E niente, sono qui sulla finestra. Lì c'è il sole. C'è un uccellino che fa rumore lì, sì. Vabbè. Niente, questa è la situation, bellissimo. Ci sono quelle striature nel cielo, non so se si vedono, sì, credo di sì. Molto particolari. E l'aereo dietro il pelmo? Ah. Vabbè, comunque abbiamo pranzato, avete visto? E abbiamo pranzato appunto con il pollo arrosto fatto nel forno della stufa a legna. Ha cotto un'oretta, boh, un'ora e qualcosa. Sarebbe stato meglio cuocerlo ancora un po', ma non per... cioè era cotto il pollo, la carne era a posto, per fargli fare un po' di crosticina in più anche alle patate. Però per il resto pranzo perfetto, pranzo della domenica proprio. Poi io la domenica avrei pranzo libero, quindi pollo e patate via. Non ho mangiato verdura. Sono qua che mi rilasso, in realtà io sono venuta qua per fare il letto. No, mi sono messa al sole e il letto è ancora da fare. Comunque sto qua e mi rilasso, bellissimo. Cioè, è impressionante come dall'altra parte della vallata sia tutta ombra. Cioè, è buio praticamente di là. A parte che ho gli occhiali scuri, quindi vedo più buio di quello che c'è, più scuro di quello che è il bosco, però vabbè, sì, effettivamente vedo tutto più scuro. Comunque bello, bello. L'arietta è fresca sotto, infatti ho un po' freschino al collo, però bello. Almeno mi rilasso un po' qua. Franz sta giocando con la Nintendo. Anche lui è rimasto molto soddisfatto dal pranzo. Mancava un pelo di sale, ma io ho sempre paura, come vi dico, di metterne troppo e quindi abbiamo mangiato così. Non fa male di certo, con meno sale. Però sì, mancava un pochino. Ma è meglio poco che troppo, che dopo risulta immangiabile. C'è sto uccellino che sta trafficando sull'albero per continuare a buttare giù roba. Ho visto una casetta per gli uccellini bellissima che ero quasi intenzionata a prendere. L'ho vista su Zoo Plus, però devo vedere se c'è anche su Amazon. Penso che il prezzo sia comunque lo stesso. Forse su Amazon costa anche di più. Eccolo là l'uccellino.
Vabbè, è bellissima. C'è anche la ciotolina per l'acqua, proprio bella. Non so, mi ispirano ste cose qua. Potremmo mettere anche giù sugli alberelli, sugli alberi da frutto, potremmo ben appendere qualcosa. Il problema è che se noi qua, cioè, non appendiamo niente agli alberi, perché ci sono i cervi e i cervi adorano il cibo per gli uccellini e quindi evitiamo di appendere cose. Infatti per quello io le metto sul poggiolo le palline e non le metto giù, perché giù è meglio evitare, perché i cervi mangiano qualsiasi roba, anche se c'è la plastica, loro mangiano lo stesso, non vanno a vedere se c'è la retina, loro mangiano, sono proprio attratti da quella roba. Semi e grasso, adorano quella roba. E niente, Bue è venuto a mangiare a pranzo, adesso non so dove sia, starà dormendo da qualche parte al sole. E boh, questa la domenica, alla fine non facciamo niente, relax totale, beh ci vuole.